grandi sacrifici fanno questo lavoro. Io sono veramente onorata perché ho visto degli artisti molto bravi, poi mi ha stupito Mario che è veramente grande. Poi una volta di fatto ho visto che no, abbiamo iniziato la carriera con lui. Poi quel maestro qua, voglio dire, mi ha portato indietro di diversi anni perché mi ha portato con il ricordo del mio caro papà. Però mi è piaciuto questo fatto di vedere degli artisti qui stasera con delle voci meravigliose. Io non conoscevo lui, che adesso facciamo anche un numero di persone. Fabrizio Ferri, veramente ragazzo, è un grande attore anche che un grande artista. E poi questa fortuna, questa ragazzina così straordinaria, gli facciamo un capito a lui. A questo meraviglioso mondo di poter stare qua. Grazie! Certo, io sono di casa qui, perché Portici per me vedere risponde sempre alla grande. Mio padre e qua noi insieme abbiamo fatto tante sceneggiate, l'ultima l'abbiamo fatto insieme a altri colleghi, una di queste facciamo un applauso perché faremo altre grandi cose con questo spettacolo. Ma stasera sono orgoglioso di essere qui perché la sceneggiata è viva e questo è grazie a questo grande uomo che lui veramente amava molto mio padre. Alfonsino, vedete, riesce a costruire una compagnia veramente eccezionale che veramente stasera mi sono divertito e la sceneggiata vince ancora e questo dobbiamo applaudire sempre la sceneggiata. E poi voglio fare, qui c'è un grande attore come Palmentieri e lo conosciamo, ma io stasera ho visto, a parte che Fabrizio io lo conosco molto bene, facciamo un grosso applauso a Fabrizio. Questa piccolina non la conoscevo, devo dire la verità, continua così perché veramente hai talento. Liliana la conoscevo, bravissima. Liliana abbiamo detto, poi tu e loro mi conosceva, perché? Perché Enzo, no, mi credi? Quanti concerti, quante cose ci ha presentato,